Siamo oggi qui a Treviso per l'appuntamento ormai consueto e annuale di Abili al Lavoro. In un anno che è un anno conclusivo di un percorso che abbiamo fatto di sollecitazione forte del territorio, del mondo delle imprese, ma anche e soprattutto ci prepariamo a un nuovo anno, il 2027, con l'entrata a regime di tutte quelle novità che ci ha portato il decreto 62-2024 sulla riforma della disabilità, quindi una nuova documentazione, un nuovo linguaggio, ma anche nuove prospettive sempre più inclusive. Veneto Lavoro da questo punto di vista si sta mantenendo allineata alle nuove necessità che impone il nuovo meccanismo nel quale tutti saremo pienamente coinvolti e immersi dal prossimo mese di gennaio. Abbiamo iniziato a sperimentare già da quest'anno, anzi sul finire dell'anno scorso per la verità, e stiamo estendendo sempre più a tutti i territori fino a ricomprendere tutto il Veneto nuove iniziative che partono proprio dalla valorizzazione della persona per ragionare della disabilità non come limite ma come potenzialità, come conoscere meglio i nostri utenti per consentire loro di mettere a frutto nella maniera migliore possibile quelle che sono le loro competenze e le loro speciali competenze.